Parliamo di personale autista soprattutto, la professione, e ne mancano nel gruppo più di 12-13 in questo momento. Savno, azienda che gestisce la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per 44 comuni della provincia di Treviso, lancia l'allarme sulla mancanza di autisti e raccoglitori, figure fondamentali per garantire la qualità del servizio. Le candidature, infatti, si contano sulle dita di una mano. Una volta c'era la passione da rincorsa a diventare autisti perché era proprio, era- erano così, gli piaceva guidare il camion, adesso non c'è proprio questa passione. E il lavoro non è proprio stressante perché si comincia alle 5 di mattina e si finisce a mezzogiorno. Lo stipendio è 1.600-1.700 più per 13, per 14 mesi più un premio di produzione di circa 1.000 euro all'anno. Gli orari di lavoro richiesti, sicuramente, ammette il presidente, spesso frenano le candidature. Forse l'alzarsi troppo presto al mattino, per i giovani abituati dalle mamme a essere chiamati alle 8 di mattina, alle 9, forse bisognerebbe cambiare questo sistema. Ma la causa di questa grave carenza di autisti è da attribuire soprattutto al costo da sostenere per ottenere la patente C e la carta di qualificazione del conducente. CQC, certificato del conducente, e che anche questo costa dai 2-3 mila euro, mentre la patente costa 3-4 mila euro, quindi è un costo abbastanza grave. Il governo ha fatto un bando in cui 2.500 euro vengono offerti dal governo, qualche cos'altro potremmo mettere anche noi, però vediamo che non c'è questa spinta a fare sta carriera. Se al momento la situazione dei pensionamenti è ancora gestibile, nei prossimi mesi potrebbe diventare più problematica. Quello che mi preoccupa è il pensionamento delle persone, che ogni anno ci sono 10-12 autisti che se ne vanno. La sostituzione del personale per la pensione ancora non c'è, si manifesterà verso fine anno, Ma Savno non si dà per vinta ed è pronta a sostenere le future candidature. aiutandoli sulla patente, aiutandoli a prendere il CQC, aiutandoli anche a, non so, a creare qualche altro, a risolvere qualche problema familiare. Dobbiamo trovare qualche sistema.